cominciamo a interfacciare. Cristo resuscitato. Questo brano il clima si chiama Cristo resuscitato. Appare chiaro ad Aristotele il movimento doppio implicito nella tragedia, un moto di eccitazione psichica dello spettatore, pietà e paura, al quale subentra un rasserenamento liberatorio, un ritorno all'equilibrio. Ma anche Sartre, Jean-Paul era d'accordo con Aristotele e solo voleva leggermente aggiornarlo. Tragedia, paura, certo. L'intreccio della tragedia, dice Sartre, deve comprendere eventi dolorosi che fanno sorgere in colui che li sopporta, lo spettatore, domande fondamentali sul significato di quegli eventi e sulla possibilità di ridurre con lo sforzo umano i loro effetti. In tal modo la pietà ed il terrore, la paura, stimoleranno lo spettatore a prendere decisioni fondamentali, significative dal punto di vista sociale, che vanno dalla solidarietà individuale alla rivoluzione. Due catarsi vede dunque Sartre, due catarsi, due purificazioni. Quella immediata e personale e quella sociale. Ma anche per Platone, la tragedia che pur alimenta le passioni anche Platone dice che certo l'arte alimenta le passioni, ma nello stesso tempo le rende rigorosamente sterili. Cioè le pone su un piano altro da quello della vita reale. Grazie. Ora un altro brano, sempre dal medesimo CD. A sorpresa, non lo sanno loro quale dirò adesso, Il jazz è improvvisazione, ragazzi. Se no, che jazz è? La scaletta tutta prefissata. Vorrebbe Davide che fosse tutta prefissata, ma non lo è. Ma io direi di fare un brano dal titolo metafisico. Tengo freschito.
Grazie, questo era Tengo Freschito. Sapete che nel CD, invece del vostro coro, c'è un coro fatto dal tecnico del suono dello studio di registrazione, da mio fratello che è notoriamente stonato come una campana, e da noi che cantiamo questo inno che ci porta oltre la paura. Ma torniamo a noi. Adesso